Marca gioiosa, amorosa e sempre più turistica. Almeno dai dati del 2015, con un aumento di quasi il 4% in più di presenze e oltre il 7% di arrivi legati all'utilizzo dell'aeroporto a Canova di San Giuseppe. Ma chi preferisce la marca al resto del mondo? Ogni 100 turisti 15 sono cinesi, 12 tedeschi, 6 americani. Novità di quest'anno, olandesi saliti al 6%, quasi raddoppiati rispetto al 2014. Ma cosa preferisce della marca? Innanzitutto la cucina, a seguire gli itinerari naturalistici, con particolare attenzione alle ciclovie, subito seguite nelle preferenze al patrimonio storico di ville venete e raccolte museali. Treviso città, la località ancora più ambita, per i primi pernottamenti, poi molto gettonato l'Asolano e il Vittoriese, dove è una buona attrattiva la Grande Guerra. Segnali in tal senso si riscontrano anche nella zona del Grappa, dove l'abbinamento Gipsoteca Canoviana Fronte del Piave vede un costante aumento di turisti francesi e inglesi. Un mercato dove la qualità del servizio chiama qualità negli arrivi. Il riscontro del mercato tedesco e del mercato americano ci dà conferma che stiamo lavorando sulla giusta direzione. Sono mercati che spendono di più, che godono di più delle nostre eccellenze e dei nostri prodotti, per cui sono quelli a cui puntiamo e quelli che ci stanno dando conferma.